Allora, qui al nostro Hot Corner ci sono anche persone, l'altro giorno è venuta una persona che ci ha detto che era tipo il 45esima edizione veniva, e invece Barbara Venturato è la prima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La prima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, la prima volta al Lido, la prima di tutto. Proprio. Che bello però. Esatto. E che effetto Sì. fa? È un effetto particolare perché comunque mi sento privilegiata di poter vedere tutto con occhi effettivamente freschi, senza aspettative, ma proprio così, lasciandomi stupire da quello Tipo che Alice nel Paese delle Meraviglie. Tipo Alice nel Paese, esattamente, ma sì, mi stupisce la quantità intanto di persone che ci sono, la cura che c'è nel far incontrare le persone, Certo, nel la macchina mischiare, proprio che si muove che dietro. si muove. Esatto. Quindi, molto Senti, tu felice. Barbara sei qui per cortometraggio perché sarai la madrina dell'edizione numero 20, numero 20 di cortometraggio. Esatto, un'edizione importante anche, insomma, quindi è una responsabilità. Sì, una grande responsabilità e un'emozione prima di tutto, perché comunque sono felicissima di poter far parte di questa squadra che è una famiglia, anche se sono da poco insomma entrata a farne parte, si percepisce subito il clima di casa. Poi appunto perché è un numero comunque importante, Sì, 20 edizioni. E l'edizione si chiama 20 Forti, appunto giocando non solo sulla storia che queste 20 edizioni hanno portato, ma comunque su uno sguardo verso il futuro, su su quello che verrà, su una prospettiva che ci possa in qualche modo scuotere proprio come una folata Esatto. di vento. Quindi questa coesistenza di la nostra storia ma sempre proiettati verso quello che verrà mi entusiasma moltissimo, perciò non vedo l'ora che sia marzo. Quanto è importante un cortometraggio nella vita anche di un'attrice? Perché tante attrici, tanti attori, sempre di più passano dai cortometraggi e vengono scoperti dai cortometraggi. È vero, è verissimo, è un trampolino di lancio, una vetrina importante da un punto di vista, come dire, del proprio percorso individuale, ma secondo me da un punto di vista artistico è una sfida gigantesca, perché il corto è l'essenza, no? Il cuore, Esatto, nucleo. Cioè, devi tagliare tutto, proprio arrivare Esatto, arrivare al nocciolo e quindi porti le domande giuste, capire effettivamente qual è il tuo messaggio, sia nel momento in cui si pensa al corto, sia poi quando lo si va ad interpretare, perché comunque si deve arrivare dritti, no? Lì si ha pochissimo tempo per acchiappare qualche cosa che è difficile Esatto, se sbagli chiudere. c'è quel colpo, diciamo, se sbagli in quei Esatto. 5, 7, 8 minuti è... Beh, penso che anche da pubblico comunque sia importantissimo il corto, perché comunque ti fa fare un viaggio in una concentrazione di tempo ovviamente più piccola, quindi si vive tutto secondo me più intensamente, quindi credo che un corto ben riuscito sia un successo sia per chi sta dietro, per chi sta e chi Esatto. lo guarda. Ma tu hai mai girato corti? Ho girato un corto che tra l'altro è stato presentato l'anno scorso a cortometraggio, quindi la 19esima edizione, che si chiama L'Acquario, girato per la regia di Gianluca Zonta. E sì, appunto abbiamo raccontato di una storia d'amore che nasce nei tempi della nuova tecnologia, di chat GPT e delle intelligenze artificiali, quindi insomma abbiamo provato a vedere cosa succede mischiando tutto. Sì, è stata una sfida comunque. Senti Barbara, quando hai scoperto di voler fare questo mestiere? C'è stato un momento in cui hai avuto la visione? Ma forse un momento così da... Eri piccola oppure no? No, Non tanto. Non tanto. Il mio liceo organizzava dei laboratori teatrali e io ho iniziato a partecipare principalmente per poter un po' conoscere persone, magari superare la mia timidezza che era comunque altissima, e da lì piano piano mi sono lasciata appassionare proprio dallo stare insieme, dal vivere insieme delle circostanze che ci diamo, no? Che è un gioco interno tra me e te. Esatto. E poi quando ho terminato la scuola ho provato a dire ma sì, vediamo un po' come se fosse un gioco, e invece giocando nel gioco che ti piaceva ho capito giocare. che mi piaceva, esattamente. Quanto hai imparato in questi anni? Ti abbiamo visto in diverse cose, da Mamelia, altre cose, quanto hai imparato? Tanto, ma penso che si impari tantissimo anche solo dall'imparare a stare con le persone, perché riuscire a disegnare l'umano è un po', immagino, è secondo me quello di cui si tratta, di quello di cui è fatto questo mestiere, quindi ho imparato tantissimo e anche tante cose su di me e sul rapportarmi con le altre persone nel mondo, quindi... E riportare il mondo, no, dietro a uno schermo. Chi è la tua attrice mito, la tua attrice riferimento? È una domanda importante, effettivamente.
Forse ripensando alle volte in cui sono stata così emozionata nel guardare cose, direi Monica Vitti, la Vitti della trilogia di Antonioni, probabilmente quella che proprio mi spalanca il cuore, perché è delicata e incisiva ed intensa e stravolgente. E là dentro c'è anche un grande Alain Delon, tra l'altro. Esattamente. C'è una bellezza, tutti di una bellezza folgorante. Sento delle note dalla regia. Della Capitaneria di Porto, del corto. Ah, certamente. Una nota della regia del corto della Capitaneria di Porto? Di Porto, perché effettivamente in questa 20ª edizione di cortometraggio verrà presentato un corto girato in collaborazione con la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, in cui anche io parteciperò. Ci sei? Esattamente. E quindi sarà il secondo corto a cui hai partecipato. Corto a cui ho partecipato. Fantastico. Esattamente. Senti, il tuo film del cuore? Quello da Isola Deserta? Quello che mi riguarderei sempre. Oh mamma mia, questo è difficile. Forse vado sul sentimentale e penso al film che andava sempre quando io ero bambina e quindi che poi mi ricorderebbe casa se fossi in un'isola deserta, e direi Un pesce di nome Wanda. Ah, grande. Tra l'altro c'era Kevin Kline l'altro giorno che girava. Attenzione, non lo sapevo. C'era Kevin Kline con Kate Blanchett e Alfonso Cuarón con la serie nuova Disclaimer. Chiaro. Un pesce di nome Wanda, però tu sei piccola per aver visto un pesce, cioè l'hai visto... quando ero piccolina e i miei erano appassionatissimi. Che bello, Penso Jamie che Lee Curtis, Kevin Kline, grandissimo film. Saprebbero citare le battute a memoria, quindi io di conseguenza sono cresciuta sentendole, insomma. Senti, per chiudere, Barbara, domani ti facciamo un gioco, sai che noi di Hot Corn qui ci piace fare i giochi. Pronti. Domani cena a casa tua, puoi invitare 4 persone, da Hemingway a Maddalena Maineri. Chi inviti? Maddalena Maineri per forza. Come prima, vabbè. Assolutamente. E anche Capotavola. Nicola Gentili, perché comunque insomma, Due, te li sei giocati due così. Via. Ragazzi, potete chiamare Napoleone, Maria Antonietta. Vabbè. No, io già loro. E poi chi mi gioco? Mamma mia, è difficilissima questa domanda. Tutte nella storia. Chiunque, nella storia. anche Cleopatra. Oh, porca miseria. Ora non so. Kevin Kline. Kevin Kline, Kevin giustamente, Kline, che con Maddalena Maineri fanno... E allora Jamie Lee Curtis, così esatto, così facciamo tutta una rimpatriata. Esattamente. Perfetto. Allora invitiamoli direttamente a Cortinametraggio e siamo a posto. Esattamente, venite alla prossima edizione di Cortinametraggio, 17-23 marzo. Grazie mille, grazie per essere stata con noi.